Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Andiamo subito a vedere una nuova partita. La partita in questione è stata giocata recentemente tra Teimur Rajabov, quindi giocatore con ben 2750 punti, tra i primi 20 giocatori al mondo dall'Azerbaijan, e il suo avversario, il giocatore russo Daniil Lyubov, riconosciuto essere uno dei giocatori più creativi dell'elite mondiale. La partita è iniziata in questo modo, quindi cavallo F3, cavallo F6, C4, B6. Magari nelle prime mosse non mi soffermerò tantissimo per cercare di raggiungere una posizione concreta, come questa qui. Allora, diciamo che il bianco ha seguito un po' delle linee abbastanza ragionevoli, ha seguito una logica per cercare di creare uno sviluppo stile apertura catalana, ossia con l'alfiere in fianchetto e il controllo del centro con C4 e D4. Cosa vuole fare qui il bianco? Il bianco cercherà tutta la partita di controllare la diagonale bianca più lunga che abbiamo all'interno della scacchiera per cercare di conquistare spazio eventualmente con la spinta del pedone D e D5 per poi chissà diciamo, cercare di avanzare i pedoni sul lato di regina. Questo senz'altro sarà l'obiettivo del bianco. Il nero con un doppio fianchetto, e qualcuno magari potrebbe dire ok, questa apertura forse se il nero continua con D6 e 6 prende il nome di ippopotamo. Dipende perché qui ancora il nero non ha fatto ben capire cosa voglia fare, se non cercare di impostare un gioco creativo dinamico ed evitare un po' la preparazione teorica dell'avversario. La partita prosegue, quindi arrocco per entrambi, e a questo punto, dopo cavallo C3, il bianco è pronto a conquistare spazio perché il bianco ha completato lo sviluppo, quindi vuole cercare di spingere un pedone in D5 per poi sostenerlo con E4. Il nero non è d'accordo, cerca anche lui stesso di avere una reazione centrale, quindi il cavallo va in E4, il bianco lo cambia e a questo punto è il momento di sviluppare l'alfiere. Dove metterlo? È vero che lo potremmo mettere anche in fianchetto, però il problema di questa mossa potrebbe essere che prima o poi potremmo subire un tentativo di attacco al centro e di creazione di tattica che potrebbe creare qualche controgioco da parte del nero. Il nero rapidamente con C5 fa pressione su D4 in coordinazione con l'alfiere e potrebbe più avanti arrivare il cavallo. E allora è il momento di sviluppare questo alfiere di case bianche. Se lo mettessimo in G5 probabilmente prima o poi diamo l'idea anche di fare H6, quindi dovremmo nuovamente muovere l'alfiere. Se lo mettessimo in F4, un altro piano che mi viene in mente per il nero potrebbe essere far D6, poi il cavallo si sposta in D7 o in C6 e poi con l'alfiere soffrirà nuovamente perché verrà attaccato da un pedone. Allora a questo punto alfiere 3 è considerata realmente la mossa migliore. Il nero continua con C5, il nero ha bisogno di reagire al centro prima che il bianco si organizzi per dar fastidio. Regina D2, un'altra mossa abbastanza logica che si relaziona con l'alfiere andato in E3 perché l'idea è sfianchettare l'alfiere avversario. Ogni volta che il nostro avversario ha un alfiere sviluppato in fianchetto, una strategia ottima è cercare di rimuoverlo, quindi creare la tipica batteria tra regina e alfiere che puntano contro la rocca avversaria e quindi sfianchettarlo. La partita prosegue, effettivamente questa alfiere H6 è stata giocata e a questo punto il bianco decide di essere lui stesso a cambiare il proprio alfiere di fianchetto. Ma per quale motivo? Vuole cercare rapidamente di portare un cavallo in H4 che in coordinazione con la regina potrebbe creare qualche minaccia, perché adesso questo cavallo potrebbe facilmente saltare in F5 e in alcune varianti potrebbe seguire dopo cavallo F5 anche una possibile regina H6, cercando di creare degli ingressi sulla casa G7. Quindi il nero si sposta perché non vuole subire questo ingresso di cavallo in F5. La partita prosegue per qualche altra mossa, diciamo fase di studio, ma il bianco sicuramente qui sta meglio. E sta meglio perché è riuscito a portare facilmente due pezzi nella metà scacchiera avversaria, coordinandoli tra loro, perché il cavallo in G5 con la regina in H6 non permetteranno al nero di spostare il suo cavallo dalla difesa di H7, altrimenti chiaramente se il bianco cattura in H7 lì nel giro di qualche mossa ci sarà scacco matto. Quindi la partita prosegue, una nuova fase di studio, il bianco a poco sta migliorando la sua posizione e attenzione perché la sta migliorando, perché ogni volta che abbiamo un alfiere in fianchetto l'alfiere è importante non cambiarlo, però se il nostro avversario lo cambia, lo spazio che abbiamo perso perché non abbiamo più
il nostro alfiere, lo occupiamo, lo controlliamo con i re. Infatti questo è il motivo per cui il bianco in questo momento ha giocato re G2. Re G2 è una mossa molto elastica perché a volte prepara anche l'avanzata del pedone H, quindi successiva apertura della colonna H, dove la torre potrebbe intervenire in attacco. E la partita prosegue in questo modo. E qui c'è stata una ripetizione dovuta più che altro al fatto di guadagnare qualche secondo sull'orologio, perché in questi tornei c'è sempre l'incremento, quindi ogni mossa eseguita porta un vantaggio di tempo acquisito. E tra l'altro è anche un modo per capire quali sono le reali intenzioni del nostro avversario. Quindi arriva D5 da parte del bianco, mossa molto importante perché, come vi ho detto all'inizio, quindi qualche minuto fa il bianco voleva prendere spazio con l'avanzata del pedone in D5 ed è importante cercare di sostenerlo. Qui il bianco ha una catena pedonale, quindi i pedoni che si difendono tra loro che rafforzano il controllo del centro. La partita prosegue, H3 è l'inizio di un bel piano, perché in realtà H3 si collega con la torre in D3. Qual è l'idea? Immaginiamo una mossa qualsiasi, magari il nero dice ok, e il bianco ha questa catena pedonale fortissima, io sono il nero, farò lo stesso, quindi anch'io ho una catena pedonale fortissima. Però in realtà la minaccia è questa. E qualcuno dirà, ok, beh, che cosa sta minacciando? Non sembra che stia attaccando nulla, ma dopo una mossa qualsiasi, la reale minaccia è che la torre va in E3, intrappolando la regina avversaria. Questa è una trappola abbastanza tipica perché la regina è il pezzo che si può muovere più rapidamente all'interno della scacchiera e intrappolarlo in medio gioco al centro della scacchiera è veramente difficile. Quindi H3 ha esattamente questa idea. Infatti poi in partita è stata giocata G4 e torre 3 è la minaccia, torre 3 sarebbe vincente e il nero non deve fare altro che dare una via di fuga alla propria regina. Adesso in questo caso dopo torre 3 seguirebbe semplicemente regina F4 e la regina del nero non è più a rischio di essere intrappolata. Però dopo la presa al passo ciò che accade è che la struttura pedonale del nero adesso è sicuramente più debole perché questo pedone in D6 è un pedone arretrato, è facilmente attaccabile dai pezzi bianchi e infatti questa regina F4 già la sta attaccando. E torre 3 facciamo indietreggiare i pezzi del nostro avversario e adesso c'è una manovra tipica molto bella che è questa qui. E quali sono le condizioni per cercare di creare questa manovra? Il bianco vuole portare un cavallo in E4 perché da lì sarà molto facile e importante cercare di attaccare portandolo in F6. Perché questa manovra è importante? Perché il nostro avversario, quindi il nero, è debole sulle case nere, non ha più l'alfiere di fianchetto e l'assenza dell'alfiere di fianchetto crea dei buchi sulle case nere. Quindi questo possibile ingresso di cavallo potrebbe essere uno degli obiettivi della partita. Ok, la partita prosegue in questo modo, chiaramente c'è una tattica che in realtà si limita a essere soltanto un'idea che potrebbe essere questa: scacco al re, lui cattura, mangio la torre, però dicevo si limita a essere un'idea perché il controgioco del nero ovviamente è questo ingresso con lo scacco matto. E allora io gioco, o meglio Radjabov ha giocato re G1 cercando quindi di riproporre quella minaccia con il sacrificio di torre e il nero ha creato un pedone libero e a questo punto il cavallo è entrato in E4 con due principali idee. La prima è entrare in F6 e la seconda è cercare di posizionarsi davanti al pedone C per bloccarlo. Il cavallo è sempre il miglior bloccatore davanti a un pedone libero e è sempre in una posizione abbastanza forte. Torre B7 è stata la mossa della partita. Il nero cerca immediatamente di avere anche lui un controgioco, magari approfittare della debolezza della prima traversa. Ma il bianco qui gioca una mossa che ha sorpreso il nero, perché torre B7 è un'imprecisione, perché torre per C4 è più che possibile. In caso di cattura scacco di cavallo, di scoperta, la regina nera non è difesa da nessuno, quindi il bianco la catturerà alla successiva. E allora a questo punto non resta altro che complicare il gioco, quindi vediamo un po' come Dani Lyubov cerca di creare qualche minaccia. Scacco di torre, il re si sposta, la regina si coordina con la torre e qui c'è una minaccia di scacco matto in una mossa che il nero vuole realizzare, ma il bianco deve cercare di tenere sotto controllo, quindi cosa di meglio che fuggire, perché questo re potrebbe tranquillamente anche fare questo percorso, seppur strano il re del bianco probabilmente potrebbe anche arrivare fino a H6. Il nero gioca H5, torre F3, mossa molto bella perché oltre a essere una mossa difensiva, non si sa mai, magari manteniamo un controllo su F2
e cerchiamo immediatamente di creare delle minacce. Finché il bianco riesce a creare una minaccia immediata come la cattura del pedone F7, il nero non avrà il tempo di organizzare il suo attacco. Quindi la partita continua con F5, che è chiaramente una mossa disperata, nel senso che è una reazione dovuta, ma ovviamente è un indebolimento della posizione del re del nero. Quindi pedone per F5, regina H1, e a questo punto il bianco sposta il proprio re. Vediamo cosa potrebbe accadere se il bianco magari decida di giocare qualche altra mossa, perché qui il nero ha una mossa silenziosa e invisibile come questa. Diciamo che il bianco gioca donna qui. L'attacco del nero è questo: scacco, e se il bianco come la programma si rifugia in H4 subirà uno scacco matto abbastanza invisibile perché il pedone H è inchiodato, quindi sarebbe veramente un disastro. Però Teimour Radjabov tiene tutto sotto controllo e anticipa la mossa del nero giocando H4, e dopo torre G1 che propone nuovamente torre G4, che in questo caso guadagnerebbe la regina, e posiziona una torre in G3, e purtroppo dopo torre B5 arriva torre C8 e le possibilità di controgioco di Daniil Lyubov diventano nulle, perché questa torre in C8 attacca il pezzo indifeso dietro il quale c'è il re. Dopodiché i pezzi del nero realmente non sono più in grado di dare degli scacchi, il re del nero è rimasto scoperto, e allora in questa posizione vince Teimour Radjabov. Allora proviamo a vederla un po' tutta dall'inizio, quindi adesso vado abbastanza rapido. E vi ricordo che qui il bianco ha impostato un sistema stile apertura catalana, mentre il nero un sistema magari a tratti stile apertura ippopotamo. Dopodiché è molto importante cercare di creare la batteria, quindi sfianchettare l'alfiere del nostro rivale, e per poi cercare di coordinare i pezzi per guadagnare spazio. Questa coordinazione tra cavallo e regina del bianco sono molto forti perché limitano il re avversario. E poi c'è una coordinazione tipica in modi di gioco, che è questa qui: mettere un pedone in D5 e coordinare la torre in D3 col pedone in H3 per intrappolare e ingabbiare la regina del nero. Quindi la partita prosegue in questo modo: il nero ha creato un pedone arretrato e al bianco non resta altro che coordinare i pezzi per entrare in F6. Qui c'è stata una svista, e finché il bianco mantiene sotto controllo la minaccia tattica della torre in G4, non c'è altro da fare per il nero che arrendersi. Spero che questa partita vi sia piaciuta, e come tutte trovate maggiori informazioni nella descrizione del video. Ciao a tutti, al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!